Non bisogna appunto abbandonare il voto questa volta è molto importante, c'è la possibilità concreta e la faremo di vincere. Si rivolge anche ai tanti giovani che magari sono in cerca di lavoro e hanno difficoltà a comprare una casa e formare una famiglia. Alessandro Padrin, conosciuto anche come Pedro, ha la sua prima candidatura in consiglio regionale, attivo nelle associazioni di volontariato da più di 20 anni, fondatore e presidente del Ferroc Festival, ma anche di eventi a reparto nefrologia dell'ospedale di Vicenza. Padrin promette un taglio alle spese della politica. Il taglio dei vitalizi per i nuovi eletti non esiste, non c'è già più. Vogliamo andare a ricalcolare il vitalizio agli ex assessori con il sistema contributivo, che è il sistema che viene attuato da tutti per andare in pensione. Vogliamo eliminare l'assegno di fine mandato, la riduzione dell'assegno dei rimborsi spese che attualmente è di 4.500 euro forfettari, che abbiano fatto le spese o che non le abbiano fatte, loro percepiscono 4.500 euro e vogliamo portare questo tetto a 1.500 euro fatturato e che sia anche online. Ma Alessandro Padrin vuole andare oltre. In caso di elezione, un terzo del suo stipendio da consigliere sarà usato per adottare 10 associazioni che si occupano di problemi sociali in provincia di Vicenza. C'è poi anche un progetto per la donazione d'organi in regione. Vorrei che nella carta di identità in tutti i comuni ci fosse questa possibilità, scrivere se sei un donatore d'organi oppure no. Ci sono degli effetti immediati che sono molto importanti, l'aumento di donazione di organi, la diminuzione delle liste d'attesa appunto e quindi i costi della spesa sanitaria, sensibilizzazione e andremo a salvare più vite.